l'ultimatum è scaduto e così dall'avvocatura regionale stava già per partire la querela nei confronti di Oliviero Toscani nell'occhio del ciclone per aver definito i veneti in diretta radiofonica ubriaconi alcolizzati atavici e per aver ribadito il concetto in successivi interventi e interviste. Ma attenzione, colpo di scena, specialità in cui il fotografo è campione fin dai tempi delle sue spiazzanti campagne pubblicitarie per il gruppo Benetton. L'iter della denuncia è stato momentaneamente sospeso. Non sono arrivate le scuse, ma la segreteria di Toscani ha chiamato dicendo che sta per arrivare una sua lettera a me. Vedremo la lettera, capiremo se sono scuse oppure no. Ed eccola la lettera, una missiva che gronda ironia e irriverenza nello stile dell'autore, che finge di fare marcia indietro e poi riparte in quarta in nome della sua toscanità. Per esempio, scrive Toscani a Zaia: chiedo ancora scusa a lei, che è il presidente di tutti i veneti astemi, degli alcolisti sobri, dei bevitori moderati, per il linguaggio un po' leghista che ho usato per fotografare i miei simpatici amici del Veneto. Nella sostanza però, dentro di me, confermo tutto. Oppure: sono sicuro che questa volta la sua gentilezza e quella di tutti i veneti prevarrà. Sicuramente mi perdonerete invece di perdere tempo, denaro, energia e simpatia nelle infinite vie legali. La ringrazio e ringrazio tutti i veneti, sperando di incontrarvi presto per una fantastica bevuta alla salute dell'Italia unita. Comunque sia, un'azione giudiziaria ci sarà, quella intentata da Raise Venete, che annuncia la richiesta danni per 5 milioni di euro. Il venetista Ettore Beggiato invece ha segnalato la vicenda all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ma è pure il Partito Democratico a indignarsi, con la candidata governatrice Alessandra Moretti, che ha citato la questione durante il suo tour fra le eccellenze venete. Altro che Oliviero Toscani che ci dice che siamo imbriagoni. Bravo. Col cavolo imbriagoni. Non mancano le voci critiche che invitano anzi a fare autocritica. Bisogna riderci sopra e dare attenzione a queste affermazioni, penso sia solo una perdita di tempo. Ho sentito che è stato molto sentito dai veneti, però un po' ce la siamo voluta anche. Ma proprio dal mondo della cultura arriva la migliore risposta a chi insulta una regione. A pronunciarla è l'Unione delle Proloco del Veneto alla vigilia della consegna del premio nazionale Salva la tua lingua locale. Il linguista Tullio De Mauro conferirà il riconoscimento proprio a una veneta, la poetessa Rita Gusso di Caorle.